Insiel è una società privata a capitale pubblico, è totalmente partecipata da Regione e a cui noi praticamente eroghiamo servizi innovativi su tutta la filiera del digitale. Più attraverso delle convenzioni che abbiamo con Regioni noi eroghiamo anche servizi agli enti locali, quindi ai comuni per intenderci, alle aziende sanitarie, quindi al sistema sanitario regionale e poi ad alcune partecipate anche. C'è da dire che Insiel circa 18 mesi fa si è dotata di un nuovo piano industriale 2014-2017 che prevede anche un patto di ricambio generazionale. L'azienda quando io ho preso la presidenza ai primi del 2015 aveva circa 700 collaboratori, quest'anno però proprio grazie a questo patto di ricambio generazionale e ad una normativa che ci permette di aiutare dei collaboratori all'uscita, per la fine dell'anno contiamo di essere circa 650. Stiamo cercando di portare in azienda una cultura dell'innovazione, una cultura della semplificazione dei prodotti e delle soluzioni software che eroghiamo. Diciamo che ci attestiamo tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro di utili all'anno circa, che Regione ci permette di reinvestire in innovazione, in ammodernamento dell'infrastruttura digitale che utilizziamo per operare noi stessi o in formazione del personale per esempio. La Regione sta attivando delle procedure di spending review su tutte le partecipate regionali e quindi anche verso Insiel. Noi abbiamo avuto una riduzione di circa 5 milioni di euro di ricavi quest'anno, quindi di trasferimenti che Regione ci passa rispetto a una media che si attesta tra gli 85 e i 90 milioni di euro l'anno circa. E chiaramente ci viene richiesto di fornire lo stesso livello di servizio, o anzi di più, con meno risorse. Quindi internamente ci stiamo attrezzando per ridurre i costi, per aumentare l'efficienza nell'operatività quotidiana e quindi per avere dei risparmi che ci permettano di erogare lo stesso livello qualitativo di servizio o addirittura di più con meno risorse. Questa è una buona pratica che in realtà anche nel privato devi fare se vuoi stare sul mercato. È chiaro che nel momento in cui tu fai entrare un presidente di 31 anni in un'azienda che ha 700 dipendenti, che si occupa di innovazione e questo presidente, anche grazie alla spinta che arriva dalla giunta e dall'amministrazione regionale, parla di cambiamento, di innovazione, di rompere gli schemi del passato e di fare cose veramente nuove, è chiaro che trovi anche delle resistenze. Il cambiamento più forte che noi stiamo cercando di operare in questo momento è nell'attitudine mentale dei nostri collaboratori. È chiaro che lavorare in un settore, in un mercato captive cosiddetto, quindi a prevalente valenza pubblica rispetto ad un mercato privato sono due mondi diversi. Quindi direi che l'attitudine mentale al servizio che stiamo già cercando di portare oggi e ad un mercato di libera concorrenza anche in una partecipata regionale deve essere una cosa sacrosanta.